Il consigliere comunale di Agrigento Mario Fontana è stato, senza apparente motivo, forse al culmine di un diverbio tra due gruppi di giovani, aggredito e picchiato violentemente da due soggetti. L'episodio, di cui si è appreso solo oggi, è avvenuto la notte tra sabato e domenica in un locale lungo il Viale delle Dune a San Leone, frazione balneare di Agrigento. Fontana è stato colpito più volte alla testa, anche con un tirapugni. È stato soccorso in ospedale dove gli sono stati applicati ben 65 punti di sutura, con prognosi di 15 giorni. In proposito, gli rivolgono un messaggio di solidarietà ai colleghi consiglieri comunali Carmelo Cantone, Gerlando Piparo, Alessandro Sollano, presidenti e componenti della quinta commissione, di cui è parte anche Fontana. Lo stesso Carmelo Cantone commenta: Mario è solo l'ultima vittima di una movida già da tempo fuori controllo. In estate a San Leone e in inverno nel centro storico, tra risse, uso elevato di alcol e stupefacenti, musica ad alto volume fino all'alba. E poi atti vandalici tra piante divelte o spezzate e distrutte, vasi rovesciati, nonché danneggiamenti ai mastelli della spazzatura o ai portoni d'ingresso. Siamo certi, prosegue Cantone, che le forze dell'ordine individueranno al più presto i responsabili che hanno percorso il collega Fontana. E con il coordinamento del prefetto le invitiamo ad occuparsi in maniera ferma e decisa del fenomeno, non della movida, ma delle sue forme di scellerata degenerazione.